Buonasera dalla redazione di Teleuropa Network, ben ritrovati puntualissimi col nostro telegiornale, tanti gli argomenti ma partiamo dai titoli. Tra domani e dopodomani chiederò un incontro ai presidenti della Corte d'Appello e mi determinerò, così il governatore Oliverio, che ha poi aggiunto proporrò come data il 26 gennaio. Prodotto interno lordo in calo in Calabria, la nostra regione è in recessione, solo il Molise fa peggio, i dati resi noti dallo Svimez. Intanto dal sud si continua ad emigrare, nel 2017 da noi via in 14.000. L'azienda si difende, rispettati gli accordi con la signora Grazia, la donna è costretta a dormire su una panchina a Cosenza per lavorare, il caso approda sui media nazionali. Lo hanno ritrovato lungo la statale 106, l'anziano scomparso da ieri a Mirto Crosia. Un passante lo ha riconosciuto e ha allertato le forze dell'ordine. 4 anni e mezzo di reclusione è la richiesta del procuratore Lombardo a conclusione della requisitoria nel processo Breakfast. 11 anni e mezzo invece per Chiara Rizzo, moglie di Matacena. 4 novembre, cerimonia in tutte le città calabresi, caserme aperte alle scolaresche a Cosenza. Amaranto in fuga dopo il successo conquistato a Potenza, la Vibonese sfiora l'impresa a Bari, nuovo KO per il render. Ancora buonasera da Anna Franchino, ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli in apertura, parliamo di politica perché fra domani e dopodomani chiederò un incontro ai presidenti della Corte d'Appello e mi determinerò. Queste le parole del presidente, del governatore Mario Oliverio, che ha aggiunto poi proporrò come data il prossimo 26 gennaio. Si voterà il 26 gennaio, almeno questa è la data che proporrà il governatore Oliverio, che al termine di uno degli incontri tematici che si è svolto oggi alla Lamezia, dal titolo La tua idea per la Calabria, ha risposto alle domande dei cronisti e sulle prossime regionali sentite cosa ha dichiarato. Questi giorni, tra domani e dopodomani, chiederò l'incontro ai presidenti di corte d'Appello e mi determinerò, presumo che proporrò la data del 26 di gennaio perché ritengo che appunto è necessario dare il giusto tempo. Io non sono l'ho detto anche in altre occasioni in Consiglio regionale, non sono per utilizzare il mio vantaggio in modo come se ci fosse una partita a scacchi. Qui stiamo parlando della Calabria e con grande responsabilità sin dal primo momento ho detto che non avrei fatto e non farò questa scelta sulla base di accorgimenti tattici, ma sulla base di una valutazione che deve consentire a tutti di preparare bene la competizione elettorale, perché non appartiene alla mia cultura, appunto, quella del gioco tattico sulla pelle di un territorio. E in primo piano anche i dati dello Svimez, perché la Calabria è in recessione, ma in generale il declino riguarda l'intero mezzogiorno d'Italia. 2 milioni di giovani invece hanno lasciato il sud. Il rapporto Svimez stavolta boccia la Calabria e fornisce una previsione negativa per il futuro. Il panorama nazionale non è certo idilliaco, ma in un sud che arranca la nostra regione è davvero il caso limite. Il rapporto 2019 sull'economia del Mezzogiorno indica che dello 0,6% la variazione del PIL del Mezzogiorno registrata nel 2018. Si tratta di un valore di poco inferiore allo 0,9% osservato nelle regioni centro-settentrionali e in media nell'intero paese. Per il 2019 le stime della Svimez indicano che il Sud è a rischio recessione, meno 0,2% la variazione del PIL rispetto al 2018, mentre il PIL del centro-nord crescerà ma solo dello 0,3%. Su base regionale il rapporto Svimez 2019 indica che la Calabria è l'unica regione del Mezzogiorno a registrare nel 2018 una variazione negativa del PIL, meno 0,3%. In Abruzzo, Puglia e Sardegna si osserva una crescita più sostenuta, seguite dal Molise e dalla Basilicata, dalla Sicilia, mentre in Campania il PIL 2018 è invariato rispetto all'anno precedente. Il calo calabrese è dovuto per lo più ai risultati negativi del settore agricolo e dell'industria in senso stretto, dati che contrastano però con l'andamento positivo delle costruzioni che segnano un più 3,8% e anche dei servizi che registrano un più 0,9%.
La riduzione del PIL calabrese nel 2018 frena l'inversione di tendenza che si era osservata nel 2015 in poi. Nel triennio 2015-2018 la Calabria infatti ha registrato una crescita del 2,1%. Il Paese non ha ancora recuperato gli effetti della crisi del 2008 e il ritardo è sostanziale in tutto il Mezzogiorno. In questo confronto pre-crisi, la Calabria registra una distanza del PIL di meno 12,3%, come in Campania è superiore a gran parte delle altre regioni del Sud. C'è un altro numero preoccupante. Dall'inizio del 2000 hanno lasciato il Mezzogiorno 2.015.000 residenti. La metà sono giovani di età compresa tra i 15 e i 34 anni, quasi un quinto laureati, il 16% circa, si sono trasferiti all'estero. La Svimez giudica utile il reddito di cittadinanza, ma sostiene che la povertà non si combatte solo con il contributo monetario. L'impatto del reddito sul mercato del lavoro è nullo, in quanto la misura, invece di richiamare persone in cerca di occupazione, le sta allontanando dal mercato del lavoro. Invece adesso torniamo ad occuparci della storia di Grazia, la donna che trascorre le notti su una panchina a Cosenza in attesa del turno di lavoro. Oggi c'è la replica dell'azienda che dice sono stati rispettati tutti gli accordi. Non ci stanno a fare la figura dei cattivi responsabili della Love Service che hanno dato lavoro alla signora Grazia Tripargoletti, da noi intervistata qualche giorno fa, e che ha affermato di dover passare la notte su una panchina in attesa di andare a fare le pulizie presso la motorizzazione civile di Cosenza per conto della loro ditta. Oggi sentiamo le loro ragioni e le mettiamo a confronto con le dichiarazioni che ci sono state fatte invece da Grazia. La vicenda, come vedrete, è molto controversa. Partiamo dai tempi, da quando è iniziata questa storia. È una situazione che risale non a un anno fa, perché non eravamo noi in forza al servizio, quindi voglio dire, se ci sono stati dei problemi risalgono solo ed esclusivamente ad un ultimo circostanziato periodo, insomma di 10, 15, 20 giorni, voglio dire, niente di più. Quante notti in realtà è stata su quella panchina? Da giugno io ho dormito sulla panchina. Da giugno scorso? Da giugno 2019. Da un anno fa? No, da giugno. Voi ad agosto avete anche cambiato il turno alla signora, poi a settembre non era possibile fare un orario diverso? No, assolutamente no, guardi, noi siamo comunque soggetti per organizzazione aziendale, organizzazione tecnico-professionale, a stabilire dei turni, cosa che abbiamo fatto e concertato in assoluta tranquillità anche con la signora in riunione pre-inizio cantiere. Abbiamo discusso dei turni e accettato, e la signora ha accettato senza remora alcuna e senza rimostranza il servizio e il turno assegnato. È ovvio che poi anche i colleghi hanno organizzato la propria vita lavorativa. C'ho le lettere scritte dall'azienda che non poteva mettere a disagio i miei colleghi, cioè quelli che hanno la macchina tu non li puoi mettere a disagio, io che sono a piedi mi puoi mettere a disagio. Non è stato possibile fare cambi turni, ma è stato più volte spiegato alla signora, spiegato agli assistenti sindacali, al rappresentante legale, con i quali abbiamo sempre ed esclusivamente avuto un rapporto di cordialità e massima apertura. Il signor Vincenzo Catanzariti, che sarebbe il datore di lavoro, mi ha detto a me: signor, vi comprate una bicicletta e venite a lavorare, una donna di 61 anni, non penso che alle 3 di notte si può avviare da Contrada Rocchi con una bicicletta, con tutta questa aziendaglia che cammina in giro per la notte. Veniamo alla questione economica. L'azienda ribadisce di aver pagato sempre quanto dovuto, c'è solo un ritardo sul mese di settembre al centro di un contenzioso. Anzi, in alcuni casi ci sono anche stati anticipi di pagamento. Abbiamo portato stamattina la documentazione attestante non solo che abbiamo pagato regolarmente, ma come è giusto non abbiamo fatto nulla di straordinario, perché è giusto che sia così. Il lavoratore per noi è una risorsa d'azienda, ma è una persona prima di tutto e va rispettata come persona, e chi viene a lavorare per 300 euro, ma non lo stabiliamo noi, è quello che il contratto prevede, perché noi ricordiamo che è un subentro ad un altro appalto. Sì, prendo il reddito di cittadinanza, ma 181 euro, io lo posso pure dimostrare, non dico falsità, io non ne dico. Da quanto tempo lo prendi? E lo prendo da marzo, fino al 2020 dici che ce lo danno, poi dopo non si sa. Io ho un vitto da pagare,
e se non pago il fitto la signora me ne manda. E dopo il breve periodo di settembre, dal 25 in poi, e un breve periodo di conforto di malattia, la signora a tutt'oggi risulta assente ingiustificata, con comunicazione che le abbiamo inviata. Sì, sono assente ingiustificata perché se non mi cambiano il turno adesso ieri sera ho mandato il certificato medico che me l'ha fatto la guardia medica, perché io sono caduta in depressione, io non posso più stare così, non posso. E questa depressione me l'hanno creata loro perché mi hanno fatto arrabbiare, io dalla mattina alla sera sto a piangere. Non le dico cosa abbiamo intenzione di fare, ma non lo dico perché non abbiamo ancora le idee chiare, ma anche perché ad oggi la signora risulta in contestazione disciplinare e sospesa dal lavoro, ma non per la vicenda scatenata, per l'assenza giustificata dall'11 ottobre. Quindi voglio dire, la nostra è una situazione di totale apertura anche verso la signora, ma che comunque la signora metta una mano sulla coscienza, chieda scusa e chieda anche alle persone che ho visto che sono state numerosissime, che hanno cercato di darle una mano e un aiuto, si sono comunque proposte per aiutare, però non è giusto così andare a fare falsa propaganda, falsi moralismi, perché non mi sembra corretto. E sul caso sentiamo proprio la posizione dei sindacati. La triste storia che riguarda la signora Grazia si incrocia purtroppo con una querella che da tempo, a nostra insaputa, è nata all'interno del sindacato UGL. Al netto delle carte da bollo, dobbiamo però rendervi conto di come il sindacalista che ci ha segnalato la storia sia stato in qualche modo sfiduciato dalla direzione provinciale. Lei oggi che carica ha all'interno dell'UGL? Allora, io sono consigliere nazionale dell'UGL e sono segretario provinciale di una federazione igiene ambientale, dirigente quindi dell'UGL di Cosenza. Ma l'UGL si dissocia dall'operato di Brogni. C'è stato qualche errore di valutazione in merito alla vicenda della signora. Noi prendiamo le distanze dal punto di vista cautelativo, cioè vogliamo anche capire, in qualità di segretario generale dell'UGL di Cosenza, capire come è stata gestita la vicenda e addivenire a una soluzione che sia ovviamente confacente per il lavoratore. Lei aveva tutti i titoli per potersi occupare di questa vicenda? Che ne dicono? Assolutamente sì. Di questa storia ci interessano solo le buone notizie, e forse ci sono. Possiamo dare una mezza buona notizia? Voi avreste un'idea, insomma? Noi, devo dirle da subito, ci siamo attivati con il mio segretario regionale Ornella Cuzzupi di attivarci presso alcune aziende del settore, e devo dirle, dottore, che probabilmente abbiamo un'azienda che è molto disponibile a far sì che la signora possa avvicinarsi, presso vicino casa. Un'altra bella notizia arriva invece da Mirto Crosia, dove lo hanno ritrovato lungo la statale 106, l'anziano scomparso da ieri proprio sullo Ionio Cosentino. Un passante lo ha riconosciuto e ha allertato le forze dell'ordine. Lo hanno ritrovato sulla strada statale 106 nel territorio della Valle del Trionto. Un passante lo ha riconosciuto e ha subito avvisato le forze dell'ordine. Domenico Mazza è stanco, affaticato, ma sta comunque bene. Tira un sospiro di sollievo la comunità di Mirto Crosia, i familiari e i conoscenti. L'uomo, di cui si erano perse le tracce ieri pomeriggio, era uscito di casa intorno alle 15 dalla sua abitazione in via Colonia, zona Trionto di Mirto, e non aveva fatto ritorno. Immediata la preoccupazione e l'allarme dei familiari, in quanto l'uomo soffre anche di demenza senile, e per questo immediatamente sono state avviate le ricerche che hanno visto impegnati sul territorio del comune ionico carabinieri, vigili del fuoco e l'ausilio fondamentale dei cani molecolari della Guardia di Finanza. Per fortuna una storia a lieto fine: il pensionato, dopo essere stato visitato, è tornato a casa dai suoi cari. Parliamo invece adesso di sanità, perché il decreto Calabria ha peggiorato la situazione negli ospedali calabresi. La denuncia questa volta è del sindacato Medici Italiani, che aggiunge: entro fine anno saranno mandati a casa oltre 1000 fra medici, infermieri e operatori sociosanitari che fino ad oggi hanno tenuto in piedi interi reparti. Dall'entrata in vigore del decreto Calabria, negli ospedali calabresi la situazione non è affatto migliorata, anzi, al contrario, le cose vanno sempre peggio. La denuncia, l'ennesima, questa volta arriva dal sindacato Medici Italiani, che evidenzia come il provvedimento approvato lo scorso aprile dall'ex governo giallo-verde a Reggio Calabria abbia dato il colpo finale alla sanità regionale. Ad oggi è tutto fermo, tutto bloccato.
Le aziende sono rimaste prive di governance e affidate a reggenti e così non c'è programmazione, non si fanno acquisti né tantomeno assunzioni e nei reparti la situazione è sempre più difficile, manca personale ed entro fine anno, spiega il sindacato dei medici, saranno mandati a casa 1000 tra medici, infermieri e operatori sociosanitari che fino ad oggi hanno tenuto in piedi interi reparti e alla carenza di personale si aggiungono questioni legate alla riorganizzazione degli ospedali territoriali. Trebisaccio e Praia Mare ad esempio rimangono in una sorta di limbo, ancora non si capisce bene quali saranno le loro sorti, o lo SPOC Paola Cetraro per il quale si attende ancora la riorganizzazione dei servizi secondo il decreto 64, decreto non ancora attuato e che crea confusione, una sorta di rivalità tra le due città. C'è poi la questione del 118, il servizio mantiene gli standard previsti per il mantenimento dei LEA grazie ad incarichi a tempo determinato conferiti a medici che da anni lavorano nel servizio senza che agli stessi venga riconosciuta la stabilizzazione. Insomma, la denuncia del sindacato Medici Italiani è articolata, sono tante, troppe le disfunzioni che inevitabilmente si ripercuotono sui servizi. E la mancanza di personale, i disagi, la sanità che arranca anche a Polistena. Ospedale di Polistena al centro dell'attenzione dopo la segnalazione e la certificazione di uno stato di difficoltà da allarme rosso con reparti sotto organico e tentativi di soluzioni tampone per garantire il prosieguo delle attività. Un fronte che non si esita a definire caldo, visto e considerato che l'emergenza ha aperto una dialettica aspra e a tratti drammatica. Cittadini, politici locali e associazioni sono alleati per evitare il rischio di una chiusura del nosocomio. Si guarda con attenzione, ed è un'anticipazione che dà il TG10, ad un incontro che domani si terrà con il commissario Cotticelli, i cui punti saranno poi illustrati nel pomeriggio dal direttore sanitario ai medici e ai paramedici dell'ospedale polistenese. Intanto, venerdì prossimo, su decisione del sindaco Michele Tripodi, si terrà un consiglio comunale aperto, unico punto all'ordine del giorno, situazione dell'ospedale cittadino. Accanto a quello di Polistena vive una situazione di preallarme rosso l'ospedale di Locri, il cui rischio di chiusura, nei timori di politici locali e cittadini, diventa sempre più concreto. Un recente vertice interistituzionale ha tranquillizzato un po' gli animi, ma la paura resta e, come se non bastasse, continua a piovere sul bagnato. Accade che si mettano di mezzo anche i ladri che 2 giorni fa si sono introdotti nella farmacia dell'ospedale cittadino, prelevando anche farmaci per la cura dei tumori. I danni sono ingenti, della serie senza vergogna, ed è di poco fa la denuncia della UIL Funzione Pubblica che evidenzia un utilizzo improprio di un'ambulanza allocata presso la postazione di emergenza di Polistena che avrebbe provveduto al trasporto di una paziente dall'ospedale polistenese ad un centro di residenza per anziani. A decidere questo sarebbe stata la centrale operativa del servizio emergenza urgenza medica 118. Adesso altre storie, altre notizie nei nostri 100 secondi di cronaca. Quattro anni e mezzo di reclusione è la richiesta del procuratore aggiunto di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo a conclusione della sua requisitoria nel processo Breakfast a carico dell'ex ministro Claudio Scajola, accusato di procurata in osservanza della pena in favore dell'ex parlamentare di Forza Italia Amedeo Matacena, latitante a Dubai. 11 anni e mezzo di reclusione invece sono stati chiesti per Chiara Rizzo, moglie di Matacena. Un esemplare di pitone delle rocce, detto anche pitone moluro, è stato trovato casualmente da 2 operai impegnati ad effettuare lavori sulla linea ferroviaria a circa 600 metri dalla stazione di Pizzo. Il rettile della lunghezza di 2 metri è stato notato mentre strisciava sulla massicciata. Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti 2 veterinari dell'azienda sanitaria provinciale di Vibo che si sono occupati del recupero e della successiva sistemazione dell'animale in un terrario attrezzato in un centro di recupero. Appartiene ad una delle specie più diffuse e ricercate nel settore del commercio di animali esotici. Restano in carcere le 2 guardie giurate indagate per aver simulato una maxi rapina da 10 milioni di euro che hanno denunciato essere avvenuta lungo la 22 nel tratto di Carpi nel Modenese la settimana scorsa ad opera di un presunto comando dell'Est Europa. Per gli inquirenti l'episodio non è mai avvenuto, il giudice ha convalidato il fermo, i 2, un napoletano di 36 anni e un crotonese di 62, residenti in Germania. Risulta indagato per la finta rapina anche il nipote del crotonese, un 44enne idraulico,
residente nel Reggiano, che ha confessato il colpo, permettendo agli agenti di recuperare il bottino nascosto in un garage. 3 persone sono state denunciate in stato di libertà a Verbicaro dai carabinieri forestali con l'accusa di ricettazione. Alla denuncia dei 3 militari sono giunti a seguito di un'attività di indagine svolta per far luce su diversi tagli di alberi realizzati in aree boscate nel Parco Nazionale del Pollino. E oggi 4 novembre, festa delle Forze Armate, cerimonie in tutte le città calabresi, caserme aperte alle scolaresche. Abbiamo seguito le iniziative a Cosenza e Catanzaro. Vediamo. Il 4 novembre in tutta Italia si celebra la festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, istituita nel 1919 per commemorare la fine della Prima Guerra Mondiale. Anche Cosenza ha celebrato la ricorrenza con l'alzabandiera e un picchetto d'onore che ha reso gli onori ai caduti di tutte le guerre. La deposizione della corona ai piedi del monumento, la lettura della preghiera per la patria e dei messaggi del Capo dello Stato e del Ministro della Difesa hanno concluso la cerimonia, che anche quest'anno è stata particolarmente partecipata e significativa, grazie anche alla presenza delle scolaresche. Nel suo intervento il prefetto Galeone ha richiamato l'attenzione sui valori dell'indipendenza nazionale e della pace che devono ispirare sempre le azioni della collettività democratica. Noi abbiamo voluto fortemente che ci fossero i ragazzi, perché sono dei valori che loro devono avere nel comportamento quotidiano, è l'unico modo per onorare degnamente i nostri caduti. Poi oggi è una giornata molto particolare perché sono 20 anni dell'entrata delle donne nelle forze armate e il signor Presidente della Repubblica si è rivolto proprio a loro per il grande contributo. Forze armate impegnate non solo in Italia ma in modo particolare il grande contributo che danno alla comunità internazionale per garantire pace e sicurezza. Su richiesta del prefetto Paola Galeone, le caserme sono rimaste aperte dalle 9 alle 12 per consentire alla popolazione la visita di mostre allestite per l'occasione e una dimostrazione di attività militari. A Catanzaro celebrata in Piazza Matteotti la festa dell'Unità Nazionale delle Forze Armate, una solenne cerimonia alla quale hanno partecipato autorità civili, militari e religiose, iniziata con l'alzabandiera e l'inno nazionale. Poi il prefetto e il comandante della Legione Carabinieri Calabria hanno deposto una corona di fiori al monumento ai caduti. Dopo la lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica e del Ministro della Difesa, la consegna della bandiera all'Istituto Comprensivo di Simericliti. E proprio ai giovani la festa di oggi trasmette un grande messaggio, quello dei valori. I valori che hanno caratterizzato i padri dei nostri padri, chi comunque ha combattuto per la patria e che oggi ritroviamo in questi ragazzi, in queste ragazze che indossano un'uniforme e che credono fermamente al coraggio, al valore, al senso di responsabilità. Credo che sia questo il messaggio più importante che i giovani debbano recepire. Una festa, ha sottolineato il prefetto di Catanzaro, che suggella l'unità d'Italia da nord a sud. Il sacrificio delle nostre forze armate, il rigore, l'umanità con la quale svolgono il loro lavoro, anche qui davanti al Tribunale di Catanzaro, non va sottovalutato. Guardate, la consegna della bandiera che il comandante del presidio militare ha svolto e ha fatto nei confronti dei ragazzi, dei giovani studenti, è importante e va sottolineata, intanto perché siano portatori sani di una memoria onesta e coerente e poi perché sventolino la nostra bandiera sia nel corso delle competizioni sportive ma che se la portino nella testa e nel cuore. E si chiama Per un pugno di terra, la fiction girata in Calabria che la nostra emittente manderà in onda in anteprima nazionale. Girata nelle ex colonie valdesi Vaccarizzo, Montalto, San Sisto dei Valdesi e Guardia Piemontese, la fiction Per un pugno di terra, fiction made in Calabria, che TEN manderà in onda in anteprima nazionale da febbraio 2020. Osservando dei piccoli paesi tipo come il mio, perché io originariamente sono di Vaccarizzo, anche se sono 50 anni che sono in Friuli,
ho notato che si è svuotato totalmente. Allora ho pensato che bisogna fare qualcosa per fare in modo tale che questi piccoli paesi, questi piccoli borghi vengono un po' rivalutati, con dare possibilità agli stessi abitanti di rapportarsi con le istituzioni per fare qualcosa di bello e per poterli farli conoscere. Allora, creando questa fiction che va in onda appunto su Tenni e a livello anche nazionale, stiamo creando un qualcosa che sicuramente farà di cassa di risonanza ai paesi che sono stati coinvolti. 45 attori non professionisti, 60 comparse, personaggi e storie, immigrazione, disagi, integrazione. Ciao bello. Salve. Avere 100 euro da darmi? Non ho soldi per te. Non voglio i tuoi servizi. Allora io so andare. Aspetta, fermati. Mi chiamo Don Gerardo e sono un prete. Vedi? Sono qua per te. Io sono Amira, interpreto una siriana che viene portata qui in Italia e viene costretta comunque a prostituirsi, però poi alla fine viene salvata, riesce comunque a riscattarsi. Poi il resto vi consiglio di guardare la fiction. Parliamo adesso di calcio perché in Serie C vola la Regina che batte in trasferta l'ex capolista Potenza, si rialza invece il Catanzaro vittorioso nell'anticipo, bella prova della Vibonesi a Bari, mentre il Rende interrompe la serie positiva. Adesso sì che quella della Regina è una fuga, più 5 sulla Ternana, prima delle inseguitrici, che però al momento non sembrano avere il passo sicuro degli Amaranto. Quello di Potenza era sulla carta uno scontro diretto, ma si è trasformato quasi in una formalità grazie all'1-2 micidiale di Corazza, che nonostante la presenza ingombrante del Tanche, continua a fare la differenza, segnando gol da repertorio come il colpo di testa che è valso l'1-0, e da Cineteca vedi il bolide scagliato da fuori area che ha indirizzato il match verso la terza vittoria esterna. Inevitabile sul doppio vantaggio il ritorno degli avversari, ma la squadra di Toscano è stata capace di ridurre al minimo i rischi per poi regalare il tris in chiusura con Bellomo. Segnali di ripresa del Catanzaro che nell'anticipo di sabato ha superato il momento critico battendo l'Avellino, approccio timido dei giallorossi che hanno tremato in avvio come il legno colpito dagli irpini per poi conquistare un successo limpido grazie ai gol di Favalli e Nicastro nel primo tempo e, dopo la rete di Paolo Antonio per i campani, di Canutè che ha chiuso la gara sul 3-1. Vibonese è vicino all'impresa a San Nicola, il vantaggio del Bari è frutto di un incidente tra Greco e Altobello, scontro violento che dà il via libera al gol di Antenucci, uno shock per i calabresi, per fortuna senza conseguenze gravi per il difensore rossoblù. La Vibonese ha avuto il merito di non perdersi d'animo, ribaltando il risultato con le reti dei nuovi entrati Taurino ed Emmausso, un sorpasso vanificato dal gol di Terrani che ha concretizzato un veloce contropiede dei pugliesi. Nuovo KO per il Rende che esce sconfitto dal confronto con il Monopoli, vantaggio dei biancoverdi con Fella che corregge in rete un colpo di testa ravvicinato, giallo sul pareggio fantasma di Rossini, circostanza da goal line technology che lascia tanti dubbi. Il Monopoli tira un sospiro di sollievo e raddoppia con Cuppone, bella girata in scivolata. Il Rende prova a rientrare in gara segnando con Rossini un gol valido a tutti gli effetti, che non basta però ad evitare la disfatta. E adesso vediamo le previsioni del tempo. Il transito di una perturbazione atlantica sta portando condizioni di spiccata instabilità con rovesci diffusi. È atteso comunque un generale miglioramento già a partire dalla giornata di domani. Domani generale miglioramento del tempo con cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso ovunque. Temperature in graduale aumento. Passiamo a mari e venti. Domani mari generalmente mossi o molto mossi, eccetto il golfo di Corigliano, che sotto costa risulterà poco mosso o mosso. Venti deboli o moderati da sud-sud-ovest. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.